Buongiorno a tutti, sono Quintavalle Tommaso, vi do il benvenuto ad una nuova lezione del progetto della WISP La salute di casa che faremo anche oggi all'interno del quartiere San Paolo di Treviso. Iniziamo sempre in piedi, iniziamo prendendo una buona base di appoggio e iniziamo scaldando la parte superiore del corpo. Quindi faremo dei movimenti delicati con il collo, come a fare cenno di no con la testa, e andremo a guardare lentamente prima da un lato con il capo e poi lentamente torniamo a guardare frontali e ruotiamo dall'altro lato. Nel frattempo le spalle sono rilassate, il petto rimane frontale, muoviamo, o meglio cerchiamo di muovere solamente il capo e con lo sguardo appunto volgiamo la testa prima alla nostra destra e poi alla nostra sinistra. Movimento lento, non serve avere fretta. È un po' alla volta, man mano che facciamo l'esercizio possiamo provare a aumentarne un po' l'ampiezza e quindi possiamo provare ad avvicinare, a portare meglio il mento sopra alla spalla o anche con lo sguardo a guardare più posteriormente. Bene, torniamo con lo sguardo frontale. Il secondo movimento, il secondo tipo di movimenti che facciamo è una flessione del capo in avanti, quindi portiamo lo sguardo giù verso il basso, la testa accompagna il movimento per poi risalire sempre lentamente e volgere lo sguardo al soffitto verso l'alto. Di nuovo alterniamo questi due movimenti, sempre lentamente per evitare vertigini e per dare il tempo al nostro corpo di abituarsi, quindi senza sforzare facciamo lavorare e scaldare un po' la muscolatura del collo ed in particolare possiamo un po' alla volta aumentarne l'ampiezza di questo esercizio volgendo meglio lo sguardo verso il pavimento. Quindi una volta che scendiamo con lo sguardo, andiamo a guardare tra i piedi, possiamo anche provare a avvicinare un pochino il mento al petto, in modo da sentire che si allungano di più i muscoli posteriori del collo. Bene, torniamo di nuovo con lo sguardo frontale e completiamo gli esercizi per il collo con un movimento completo, una circonduzione, con lo sguardo e con la punta del naso puntiamo verso l'alto, guardiamo in alto e iniziamo a scendere ruotando da un lato. Volgiamo lo sguardo lateralmente, poi proseguiamo giù verso il basso, ci guardiamo le punte dei piedi, per risalire dal lato opposto e così completare un primo giro. Continuiamo l'esercizio, continuiamo a muovere la testa sempre con attenzione, quindi lentamente. Questo esercizio in particolare può dare un senso di vertigine, soprattutto se fatto velocemente. Un modo per diminuire questa sensazione, nel caso ci fosse, è quella di invertire il giro, quindi cambiare il senso in cui facciamo ruotare la testa. In questo modo attiviamo anche tutti i muscoli del collo, indipendentemente dal giro che li facciamo fare. Questi ultimi movimenti possiamo farli aumentando un po' l'ampiezza dell'esercizio, quindi con lo sguardo o se volete con la punta del naso come riferimento possiamo andare a disegnare un cerchio nell'aria più ampio rispetto a quello precedente e quindi volgere lo sguardo bene in alto, guardare lateralmente e giù verso il basso, verso i piedi. Okay. Torniamo con lo sguardo frontale, andiamo adesso a scendere lungo il nostro corpo, a scaldare un po' le spalle, possiamo farlo muovendole in modo libero, con piccoli movimenti per prendere coscienza del corpo e delle spalle. Possiamo muoverli in avanti, indietro, in modo alternato o all'unisono. È un modo anche per sgranchire, l'esercizio che faremo spesso, intervallerà altri esercizi.
per poi fare un esercizio guidato in cui le spalle adesso invece decidiamo noi come muoverle, e in particolare le sposteremo in avanti. Per aiutarci utilizzeremo le mani. Se allontaniamo le mani dal corpo, le spalle seguiranno il movimento e andranno in avanti, per poi riavvicinarsi al petto, i gomiti si aprono, si portano dietro la schiena, il petto si apre e le spalle passano indietro. Ecco che alterniamo un movimento di spinta in avanti con le mani, allontanandole dal corpo, ad un movimento in cui apriamo i gomiti dietro la schiena e allarghiamo e portiamo le spalle all'indietro. Possiamo unire la respirazione, come abbiamo fatto anche altre volte in questo esercizio, per cui una volta che ho le spalle, le braccia, il petto aperto, inspiro, riempio i polmoni di aria. Quando poi spingo in avanti, chiudo il petto, butto fuori l'aria. E continuo con questa sequenza. Apro bene, riempio il petto di aria e poi butto l'aria fuori, spingendo anche in avanti con le mani. E rilasso. Sgranchisco come prima un po' le spalle e continuo portando le mani vicino alle spalle per eseguire dei movimenti guidati. I gomiti ci faranno da indicatori in questo esercizio e indicheranno anche la direzione in cui si muoveranno le spalle. Partendo con i gomiti verso il basso e quindi con le spalle rilassate verso il basso, possiamo iniziare a ruotare e salire con i gomiti dietro la schiena. In questo modo le spalle si portano dietro, il petto si apre, per poi proseguire verso l'alto, con i gomiti di conseguenza con le spalle. Passiamo in avanti e scendiamo, così da concludere il cerchio, concludere l'esercizio di circonduzione. Continuiamo con questo movimento. Il riferimento dei gomiti è sempre dal basso ad aprire dietro e salire, poi andare su verso l'alto e spostarsi in avanti per scendere. Ecco che un po' alla volta possiamo anche aumentare l'ampiezza di questo movimento, andare a tracciare una circonferenza più ampia con i gomiti e aumentare di conseguenza anche l'ampiezza del movimento alle spalle. Bene, scendiamo con le braccia, rilassiamo per riprendere l'esercizio, questa volta però invertendo il giro. Le mani tornano vicine alle spalle, i gomiti partono sempre giù verso il basso, questa volta però salgono in avanti, quindi si spostano prima davanti per salire, andare su verso l'alto e poi aprirsi e scendere posteriormente. Tornano giù e proseguono la loro corsa. Il movimento è come quello di prima, ma abbiamo invertito il giro. Invertendo il giro obblighiamo a fare un movimento come di stiracchiamento, quando i gomiti salgono verso l'alto e poi devono aprirsi bene dietro, aprire il petto e scendere posteriormente. È il punto più delicato e anche più difficile di questo esercizio. Adesso che abbiamo fatto qualche ripetizione possiamo concentrarci su questa fase del movimento e provare a portare i gomiti su, in alto bene, e poi aprirli dietro la schiena come se ci stessimo stiracchiando la mattina per farli scendere posteriormente e poi proseguire. Okay. Rilassiamo un po' le spalle, scendiamo con le braccia, possiamo sgranchire un pochino e continuare la nostra discesa lungo il corpo per andare ad attivare la parete addominale e quella dorsale. Lo faremo con delle torsioni, per cui di nuovo riprendiamo, se l'abbiamo persa, una buona stabilità sulle gambe che sono radicate a terra, ci danno sostegno, e andiamo a ruotare questa volta sguardo e spalle da un lato. Testa e spalle si muovono insieme per volgersi alla nostra destra prima e poi lentamente tornare indietro, ripassare frontali e proseguire volgendo questa volta alla nostra sinistra.
Di nuovo, sempre lentamente, ruotiamo, all'inizio sarà più difficile muoversi, più ripetiamo l'esercizio, più ci sarà facile ruotare le spalle, andare a guardare il lato, e poco alla volta possiamo anche provare ad aumentarne un po' l'ampiezza, e quindi con lo sguardo non guardare solo il lato, ma provare a guardare dietro di noi. Quindi ruotare, portare il petto, sguardo da un lato, e poi con l'ultimo movimento della testa volgere lo sguardo alle nostre spalle, così da aumentare l'ampiezza ancora un po' dell'esercizio. Ultimi movimenti belli ampi, se riusciamo. E dall'altro. Bene, ci riportiamo frontali, sgranchiamo un po', mani sui fianchi per sostenere la parte superiore del corpo, base di appoggio bella stabile e anche ampia, oscilliamo con il bacino da un lato, un po' come un pendolo, e poi lentamente anche dall'altro. Partiamo sempre piano, senza fare un movimento esagerato all'inizio. Diamo il tempo al corpo di assestarsi, di allungarsi. Magari abbiamo un lato in cui ci viene più facile spostarci, un lato in cui ci viene un po' più difficile, diamo il tempo a entrambi i lati di abituarsi, e un po' alla volta sentiremo che il movimento è più fluido, è più ampio, sicuramente avremo un allungamento dei muscoli del fianco quando oscilliamo di lato, e ricerchiamo questa sensazione, che però non deve mai diventare fastidiosa o dolorosa. Ok, possiamo adesso aggiungere a questo movimento di destra a sinistra anche una leggera oscillazione in avanti, quindi portiamo il bacino in avanti per tornare di lato e indietro. In questo modo aggiungiamo uno spazio, una dimensione al movimento, diventa un movimento non più su un piano, quindi destra e sinistra, ma lavoriamo disegnando una specie di cerchio, di nuovo, un movimento circolare del bacino che oscilla lateralmente, poi va indietro, si sposta sull'altro lato e di nuovo davanti per poi concludere il giro. Abbiamo fatto qualche rotazione in un verso, adesso proviamo a invertire il giro. Andiamo quindi a concludere questo esercizio con qualche giro nel verso opposto, se il nostro corpo ce lo concede, è anche bello ampio, quindi prendiamoci spazi in avanti, lateralmente, che ci siamo già abituati, posteriormente col bacino, le spalle avanzeranno per assecondare un po' il movimento. Ecco qui. E torniamo su poi verticali. Per concludere questa prima metà del corpo, questa prima parte, facciamo un esercizio in scioltezza, le braccia molto rilassate, le facciamo oscillare in un verso per poi farlo oscillare nell'altro. In questo modo ruotiamo un po' anche la colonna. Con le spalle rilassate sgranchiamo e completiamo il movimento. Ok, torniamo composti, scendiamo, ci manca la seconda metà del corpo, la parte inferiore, andiamo a scaldare adesso le gambe, e per farlo consiglio sempre di avere un appoggio, quindi una sedia, un tavolo, qualcosa a portata di mano. Piselli. I piselli vantano diverse proprietà benefiche che derivano dalle sostanze nutritive e i principi attivi in essi contenuti. Sono dei legumi particolarmente leggeri e digeribili rispetto ad altre varianti e solitamente non danno alcun problema di areofagia o meteorismo. Quelli freschi sono ricchi di sali minerali, vitamine e acqua e dispongono di fibre utili per il benessere intestinale e per contrastare eventuali casi di stitichezza. Hanno potere antiossidante e contribuiscono a saziare. Perché lavoriamo
spostando l'equilibrio su un arto, mentre l'altro rimane solamente in appoggio. In particolare scegliete una gamba, andate a sollevare il tallone mentre la punta del piede rimane a terra. Il ginocchio che esce in avanti sarà il nostro riferimento e lo utilizzeremo allargandolo all'esterno e poi chiudendolo all'interno per mobilizzare tutta la coscia. Durante l'apertura saranno i muscoli interni della coscia che andranno ad allungarsi, quando chiudo all'interno sarà invece i muscoli posteriori e laterali che si andranno ad allungare. Ancora qualche movimento, avendo come riferimento il ginocchio, e possiamo adesso appoggiare il piede, sgranchire un po' la gamba e cambiare lato. Di nuovo solleviamo il tallone mentre la punta resta appoggiata a terra e il ginocchio che è venuto in avanti lo portiamo all'esterno ad aprire e poi all'interno e chiudere. Proprio come prima andiamo a muovere l'articolazione dell'anca in particolare, sentiremo la muscolatura che si allunga esternamente e internamente alla coscia. Ok, ancora qualche ripetizione e posso appoggiare di nuovo il piede e andare a sgranchire un pochino. Riprendiamo la posizione, per cui continuiamo con un esercizio molto simile ma che si concentra questa volta non più sul ginocchio ma sulla caviglia. Torniamo a sollevare il tallone mentre la punta del piede resta in appoggio. Come dicevo, ora ci concentriamo sulla caviglia e proviamo ad aprirla lateralmente tenendola sollevata da terra per poi farla scendere giù, sfiorare il pavimento e portarla internamente. Ecco che risale e riprende il movimento andando a disegnare anche in questo caso un cerchio, quindi facendole fare una circonduzione in un movimento che un po' alla volta proviamo a ampliare. Movimento della caviglia che spesso è difficile perché è un'articolazione bloccata, quindi dobbiamo lavorarci con costanza e soprattutto con pazienza, iniziando con un movimento breve che poi va ad aumentare in ampiezza. E adesso possiamo appoggiare il piede e cambiare gamba. Di nuovo sollevo il tallone, la punta resta a terra e il movimento che faccio fare alla caviglia parte col tallone che scende esternamente, sfiora il pavimento e torna all'interno per poi risollevarsi. E di nuovo un movimento circolare. In questo modo, un po' alla volta, andiamo a mobilizzare e scaldare anche la caviglia. Ok. Sciogliamo un po', scranchiamo, completiamo con gli ultimi due esercizi, il riscaldamento della parte inferiore del corpo. Adesso che abbiamo attivato bene la muscolatura, iniziamo a fare qualche passo in avanti e indietro alternando la gamba destra e la gamba sinistra. In particolare io parto con la gamba destra, piccolo passo in avanti per poi spingere indietro e tornare sul posto e cambiare gamba. Con la sinistra piccolo passo in avanti, spingo indietro e torno sul posto. Alterno così un piede all'altro piede e con un movimento breve, quindi con un passo piccolo, vado a lavorare un po' sull'attivazione muscolare ma soprattutto sull'equilibrio. Ripeto che l'obiettivo di questo esercizio è prima di tutto l'equilibrio, per cui in ogni fase del movimento, in modo particolare prima di tornare sul posto, è importante che sentiamo di avere il controllo del nostro corpo, il controllo del movimento, per cui essere in equilibrio.
La sedia, come al solito, ci aiuta nel caso in cui lo dovessimo perdere l'equilibrio, o anche solo a rassicurarci, basta toccarla con un dito per sentirsi più stabili. Ok, torniamo sul posto, di nuovo in piedi, e andiamo ad attivare di nuovo la muscolatura, questa volta in modo un pochino più intenso, coinvolgendo anche gli addominali, sempre un piede alla volta, come se stessimo facendo una piccola marcia. Andiamo a staccare il piede da terra e portarlo davanti al corpo, sollevando anche il ginocchio, per poi scendere, toccare terra e cambiare gamba. Di nuovo salire, il ginocchio e il piede si staccano, si alzano davanti a noi, per poi scendere e cambiare. Proprio come in una piccola marcia alterniamo gamba destra e gamba sinistra. Non è necessario sollevare tantissimo il piede o il ginocchio, basta staccarli da terra. In questa prima fase stiamo andando a scaldare e ad attivare il nostro corpo. Ok, torniamo sul posto, concludiamo il nostro riscaldamento passando come al solito per i polsi, che lasciamo sempre per ultimi. In particolare faremo 2 esercizi molto semplici per le mani. In un primo momento le mani che sono davanti a noi vanno col palmo verso il basso a chiudersi e puntare con le dita verso terra, per poi risalire e andare con le dita a puntare su verso l'alto. Ecco che alterniamo questi 2 movimenti, giù, in basso e su, in alto. Un po' alla volta, provando a chiudere sempre di più, magari anche stringendo un po' le dita a pugno quando andiamo giù verso il basso, e quando andiamo su verso l'alto avvicinandole verso il petto, senza sforzare, ma un po' alla volta, gradualmente aumentandone l'intensità. Ok, andiamo a sciogliere i polsi, rilassare un attimo. Concludiamo portando una mano dentro l'altra e facendo un movimento in cui il polso della mano destra piega delicatamente il polso della mano sinistra, per poi scambiarsi il favore, quindi alternarsi in un movimento sempre controllato, sempre dolce. Le articolazioni dei polsi sono delicate. E un po' alla volta aggiungiamo anche questa piccola rotazione, così da fare un movimento completo. Ultimi movimenti e poi possiamo sciogliere le mani, sgranchire i polsi e completare così questo giro del nostro corpo per un riscaldamento. Andiamo adesso a sederci per vedere un po' di esercizi per la parte inferiore del corpo. Ripartiamo dal basso, quindi siamo scesi ed ora risaliremo lungo il corpo. Iniziamo con degli esercizi per le caviglie, in particolare distendiamo le gambe in avanti in modo che il tallone sia appoggiato, le punte dei piedi siano naturalmente staccate da terra, e obblighiamo i nostri piedi a spingere le punte in avanti andando a distendere il più possibile, perfetto, la caviglia, per poi a tornare indietro, riportare il piede a martello, e se riusciamo avvicinare il più possibile le punte dei piedi al nostro corpo. E cambiamo di nuovo, alterniamo questi 2 movimenti: spinte in avanti, allontano le punte e invece le ritiro indietro, le sollevo e le porto vicino al corpo. I talloni possono stare appoggiati a terra, non è necessario rimanere con le gambe sollevate. Eccole qui. E andiamo adesso a riportare i piedi sotto le ginocchia, con qualche passetto sul posto mobilizziamo e sciogliamo l'articolazione.
Continuando a salire andiamo ad attivare meglio e a lubrificare bene l'articolazione del ginocchio. Lo facciamo sempre un piede, una gamba anzi alla volta, la portiamo in avanti distendendola davanti a noi e poi alternando, quindi cambiando gamba. Ok, andiamo a alternare gamba destra e gamba sinistra. In un primo momento è sufficiente sollevare il piede da terra, un po' alla volta possiamo provare a distendere sempre di più la gamba, quindi a sentire che è tutta dritta dalla coscia al piede. E se vogliamo aumentare ancora un po' l'intensità di questo esercizio, possiamo provare a farlo mantenendo sempre le punte belle alte col piede a martello. Ancora qualche movimento e giù. Abbiamo lavorato di più con i muscoli delle cosce, questi qua in alto, per cui per scioglierli li possiamo o scuotere oppure automassaggiare. E continuando su per il nostro corpo, lungo le gambe, ci possiamo spostare un pochino più vicini al bordo della sedia davanti, quindi senza spostarci troppo col rischio di cadere, ci avanziamo un pochino, divarichiamo leggermente i piedi così da avere più spazio tra le ginocchia e un ginocchio alla volta lo possiamo fare scendere verso la caviglia opposta. In questo modo diamo un pochino il fianco e poi torniamo su e scendiamo dall'altro lato. Perfetto. Il piede e la caviglia accompagna il movimento, per cui non è necessario rimanere coi piedi fissi a terra, ma si muoveranno, si inclineranno prima da un lato e poi dall'altro. Come al solito ci sarà un lato in cui è più facile fare questo esercizio, sarà più mobile, e un lato in cui invece sentiremo più resistenza. Rispettiamo il nostro corpo e lavoriamo sempre nel limite di quello che ci concede, quindi senza sentire del fastidio o del dolore. In ogni caso questo è un esercizio sicuro sia per l'anca che per il ginocchio. Ok, di nuovo seduti, questa volta possiamo riprendere un po' di spazio sulla sedia, quindi tornare un pochino indietro, così da essere più stabili. E andiamo a lavorare direttamente sulle anche, aprendo prima una e poi l'altra gamba lateralmente. Possiamo farlo aiutandoci con la mano, quindi anche sostenendo il ginocchio possiamo allargare il piede lateralmente, sentire che si allunga un pochino all'interno della coscia e poi tornare col piede in avanti e cambiare. Apro e chiudo. Di nuovo, apro dall'altro lato e chiudo. Ogni volta che apro la gamba posso cercare di aumentare l'ampiezza di questa apertura e quindi portare il piede un pochino più laterale o un pochino più indietro, a seconda di dove sono arrivato. L'obiettivo è la mobilità e quindi lavorare un pochino alla volta allungando i muscoli dell'interno coscia. Ok, e di nuovo piedi pari. Abbiamo lavorato bene sull'attivazione, abbiamo mobilizzato tutte le articolazioni delle nostre gambe, possiamo lavorare un pochino di più a livello muscolare con degli esercizi un po' più intensi. Per farlo prendiamo tutto lo spazio che la sedia ci concede, quindi ci prendiamo una seduta bella stabile. Anche se siamo vicini allo schienale evitiamo di cedere al rilassamento, quindi di appoggiarci all'indietro e accomodarci come se fossimo sul divano. Cerchiamo sempre di mantenere un'attivazione muscolare, quindi una posizione eretta con la schiena vicina sia allo schienale ma dritta, leggermente staccata, e da questa posizione possiamo andare a distendere prima una gamba, poi l'altra
davanti a noi con, se riusciamo, la punta del piede che punta verso l'alto, e in questa posizione mantenerla una o due respirazioni complete, così da iniziare a sentire un'attivazione muscolare, per poi scendere di nuovo con il piede e sollevare l'altra gamba. La distendo se riesco completamente e mantengo la posizione per una o due respirazioni complete. Riporto giù la gamba e alterno di nuovo. Per respirazioni complete intendo inspirare profondamente, quindi riempire bene i polmoni e poi lasciare che l'aria esca. Piselli. I piselli vantano diverse proprietà benefiche che derivano dalle sostanze nutritive e i principi attivi in essi contenuti. Sono dei legumi particolarmente leggeri e digeribili rispetto ad altre varianti e solitamente non danno alcun problema di areofagia o meteorismo. Quelli freschi sono ricchi di sali minerali, vitamine e acqua e dispongono di fibre utili per il benessere intestinale e per contrastare eventuali casi di stitichezza. Hanno potere antiossidante e contribuiscono a saziare. Di nuovo inspiro, riempio bene i polmoni e butto fuori l'aria. Lo faccio una o anche 2 volte, così da aumentare un po' il tempo in cui sostengo la gamba, e poi scendo. Se riusciamo, oltre ad avere la gamba distesa, cerchiamo di tenere anche il piede a martello. Questo aumenta un pochino l'intensità dell'esercizio. Gli ultimi movimenti li facciamo mantenendo la gamba sollevata per più tempo, quindi proviamo adesso 3 respirazioni complete. Ci prendiamo il tempo di inspirare e espirare, quindi di riempire e poi svuotare i polmoni per 3 volte. E giù. Cambio. Sollevo il piede, distendo la gamba, mantengo la posizione della caviglia col piede a martello. 3 belle respirazioni complete. E giù. Ancora una volta con una gamba. 3 respirazioni complete, aumenta il tempo in cui la gamba viene sostenuta, e l'ultima volta anche con l'altra. Di nuovo conto fino a 3. E giù. Mantenendo la posizione abbiamo aumentato un po' l'intensità dell'esercizio, abbiamo iniziato a sentire di più qui i muscoli delle cosce che lavorano, magari c'è una sensazione anche di calore. Andiamo ad alternare un esercizio di appunto muscolare in cui andiamo a lavorare un esercizio di mobilità o di allungamento, per cui, visto che lavorare con le gambe significa anche lavorare un po' con la schiena per mantenere la postura, andiamo adesso ad allungare i muscoli posteriori, quindi i lombari, con un movimento di torsione. Per farlo, con una mano andiamo ad appoggiarla sul ginocchio opposto, in questo modo la spalla già inizia a ruotare. Completiamo il movimento utilizzando le mani e con la mano posteriore possiamo aiutarci spingendo sulla sedia. Ecco che andiamo a fare una torsione del busto, che ci permettono di ruotare, e poi manteniamo la posizione. Ci ricordiamo di respirare 2 o 3 belle respirazioni profonde e poi lentamente rilassiamo e torniamo frontali. Ripetiamo dall'altro lato, per cui cambiamo mano, la andiamo a appoggiare sul ginocchio opposto, continuiamo il movimento di torsione delle spalle, ci aiutiamo con la mano anche posteriormente sullo schienale della sedia e manteniamo la posizione di torsione per 2 o 3 respirazioni complete. Lentamente torniamo frontali e rilassiamo. Riprendiamo un esercizio per gli arti inferiori, ma anche per la parete addominale, non sono mai svincolate le 2 cose, e lavoriamo di nuovo alternando movimento della gamba destra e movimento della gamba sinistra. Quello che proviamo a fare adesso è idealmente, quindi immaginariamente, avere un piccolo ostacolo di fianco al nostro piede
e lo vogliamo scavalcare, quindi solleviamo il piede e lo andiamo ad appoggiare lateralmente. Il ritorno sarà uguale, sempre sollevando il piede lo riportiamo davanti a noi e cambiamo lato, quindi con la gamba sinistra adesso sollevo e apro lateralmente e poi torno in posizione e continuo alternando gamba destra alla gamba sinistra. Questo esercizio non mi aiuterò con le mani perché l'obiettivo non è più lavorare sulla mobilità, ma è andare ad attivare la muscolatura. Per cui le mani possono stare appoggiate sulle cosce o raccolte in grembo e ci concentreremo di più sul movimento delle gambe, sapendo che più alto scegliamo il nostro ostacolo, quindi più dovremo alzare il piede per passarlo, più l'esercizio sarà impegnativo. Più il piede invece rimarrà basso, vicino al terreno, più sarà facile. Scegliamo un esercizio che riusciamo a completare senza troppo sforzo. Ancora qualche movimento, un piede e con l'altro. E torno con i piedi pari sul posto. Proseguiamo, cerchiamo di aumentare un po' alla volta l'intensità di questi esercizi, per cui quello che vi propongo adesso lo faremo utilizzando entrambe le gambe contemporaneamente. Se non lo siamo già, ci prendiamo una buona fetta di sedia, quindi ci andiamo a sedere in modo da essere ben stabili. Se c'è bisogno possiamo anche tenere le mani sulla seduta della sedia, così da aumentare un po' la stabilità. L'esercizio non è altro, è molto simile a quello di prima. Si tratta di sollevare uno e l'altro piede contemporaneamente per andare a distendere le gambe davanti a noi e poi lentamente farle scendere e riappoggiare i piedi a terra. Non appena i piedi toccano terra, risaliamo e riportiamo le gambe distese davanti a noi e poi giù. Ricordiamoci di controllare la salita dei piedi, ma anche la discesa, senza lasciare che cadano a terra. Li accompagniamo sia salendo che scendendo. Se riusciamo, una volta che abbiamo le gambe distese, proprio come prima, proviamo anche a mantenere la caviglia e quindi il piede a martello con le punte dei piedi che indicano su verso l'alto. Andiamo a fare qualche altro movimento, aumentando un pochino l'intensità, per cui adesso, quando arriviamo con i piedi su, proviamo a fermarci in posizione e mantenerla, respirando sempre profondamente per 2 o 3 respirazioni. E poi farle scendere. E ripetiamo, salgo, distendo bene e poi per 1, 2, 3 volte inspiro profondamente, riempio bene i polmoni e poi butto fuori l'aria e poi giù. Di nuovo salgo, distendo bene e 3 belle respirazioni complete. Di nuovo aria dentro, riempio i polmoni e butto fuori l'aria. Un'ultimissima volta, teniamo duro, salgo bene con i piedi, distendo le gambe, mantengo la posizione, 3 respirazioni complete. E giù. Rilasso le gambe, magari faccio anche un automassaggio. Abbiamo sentito possibile anche che sentiamo una sensazione di calore qua sulle cosce o sentiamo durante l'esercizio iniziano un po' a vibrare, è una tensione muscolare normalissima che stiamo proprio ricercando. E oltre alle gambe abbiamo lavorato sicuramente per mantenere la posizione anche con i muscoli della schiena. Quindi vediamo un esercizio di allungamento completo per tutta la schiena e lo facciamo come al solito partendo con le mani sulle ginocchia. Andiamo a piegarci in avanti, le mani sostengono il nostro peso e avviciniamo il petto alle ginocchia. Se riusciamo a scendere abbastanza da appoggiare il petto sulle ginocchia,
possiamo svincolare le mani, lasciarle cadere giù verso terra e quindi lasciar scendere le mani, le braccia, le spalle e anche la testa giù verso il pavimento. Proviamo a rilassarci anche se la posizione non è comodissima e soprattutto proviamo a mantenere una respirazione costante e profonda. Cerchiamo infatti di fare come quando siamo dal dottore, delle belle ispirazioni, riempiamo bene i polmoni anche se siamo un po' schiacciati e poi buttiamo fuori l'aria. Ogni volta che buttiamo fuori l'aria sentiremo che il corpo si rilassa e guadagnerà qualche millimetro. Per concludere l'esercizio e tornare alla posizione di partenza, mi raccomando, riportare prima di tutto le mani sulle ginocchia e una volta che le mani sono sulle ginocchia spingere su il busto. Quindi evitate di sforzare con la schiena per risalire, ma preferiamo spingerci su con le mani. Questo esercizio era un esercizio per allungare i muscoli della schiena, ma molto completo fino al collo. Possiamo lasciare adesso da parte un po' le nostre gambe, abbiamo lavorato abbastanza sulla muscolatura degli arti inferiori. Riprendiamo qualche esercizio qui per la parete addominale e andiamo a rivedere l'esercizio in cui facevamo delle torsioni con il busto. Questa volta però aggiungiamo uno step, quindi manteniamo anche la posizione alla fine del movimento. Ecco che proprio come prima allora andiamo a ruotare le spalle e lo sguardo, ci volgiamo lateralmente e quando arriviamo alla fine del movimento ci fermiamo, mantenendo sia lo sguardo che le spalle rivolte da un lato. Ci ricordiamo di respirare, quindi manteniamo le nostre 2 o 3 respirazioni costanti e profonde e poi lentamente torniamo frontali e andiamo a guardare davanti a noi. Giriamo dall'altro lato, quindi cambiamo il lato della nostra torsione. Questa volta io guardo a sinistra, mi sposto e mantengo poi la posizione. Come al solito 2 o 3 respirazioni complete. La velocità dell'esercizio è personale, non dovete per forza farlo alla velocità alla quale vado io. L'importante è che durante l'esercizio cerchiamo di mantenere il controllo del corpo e soprattutto una volta che ho girato le spalle e sono fermo nella posizione mi ricordo di respirare. Evitiamo in tutti gli esercizi, non solo in questo, di andare in apnea e ricordiamoci, quindi ci può aiutare a contare le respirazioni, ricordiamoci di fare delle belle respirazioni profonde in cui inspiriamo, riempiamo i polmoni e poi lasciamo che l'aria naturalmente esca. Ultima torsione, ruotiamo bene, giriamo le spalle, lo sguardo e manteniamo la posizione. 3 respirazioni complete e poi rivolgiamo lo sguardo e il petto frontalmente. Se serve possiamo sempre sgranchire un pochino il nostro corpo tra un esercizio e l'altro. Continuando a salire andiamo ad attivare di nuovo la muscolatura delle spalle. Lo facciamo con un primo esercizio che richiede anche mobilità, quindi prima di tutto andiamo a lavorare non sulla forza ma sulla mobilità delle spalle e per farlo possiamo partire con le mani sui fianchi, svincoliamo prima un braccio, una mano, la portiamo giù lungo il corpo, lentamente la facciamo salire, la portiamo prima all'altezza della spalla per poi proseguire e andare su sopra la testa. Spingiamo con la mano verso l'alto e poi lentamente torniamo giù, controllando il movimento anche durante la discesa e riportando la mano sul fianco. Cambio mano, quindi svincolo la mano, la porto distesa lungo il corpo, lentamente la faccio salire, senza fretta, passo per l'altezza della spalla e proseguo, vado su verso l'alto, raggiunto il punto più alto, provo a spingere un pochino in su, come se dovessi raccogliere un oggetto, prendere un oggetto che si trova molto in alto, per poi sempre lentamente
riscendere con il braccio controllando anche la discesa, non lasciatelo cadere. Mano sul fianco e cambio lato. Piselli. I piselli vantano diverse proprietà benefiche che derivano dalle sostanze nutritive e i principi attivi in essi contenuti. Sono dei legumi particolarmente leggeri e digeribili rispetto ad altre varianti e solitamente non danno alcun problema di areofagia o meteorismo. Quelli freschi sono ricchi di sali minerali, vitamine e acqua e dispongono di fibre utili per il benessere intestinale e per contrastare eventuali casi di stitichezza. Hanno potere antiossidante e contribuiscono a saziare. Salgo lentamente, più lento faccio il movimento più diventa impegnativo, più veloce lo faccio più è semplice. Arrivato su di nuovo spingo verso l'alto, cerco di toccare qualcosa che si trova molto in alto e lentamente ritorno. Attenzione anche nella discesa, non lasciate che nell'ultimo tratto il braccio cada e ceda. Cambio ancora, facciamo la seconda ripetizione. Come prima, quando arrivo su in alto cerco di allungare anche un po' più su, salire con la spalla e con le punte delle dita, per poi di nuovo lentamente scendere. Mano sul fianco e cambio ancora. Di nuovo salgo lentamente salendo per il lato, arrivo con la mano su sopra la testa. Questa volta posso anche provare a superare la verticale, quindi andarmi a inclinare un pochino di lato. Ecco che l'altra mano sul fianco mi aiuta a sostenere l'esercizio. E poi lentamente, come prima, ritorno e riporto la mano sul fianco. Cambio, terza e ultima ripetizione. Salgo lentamente, porto la mano in alto sopra la testa. Arrivato in cima supero la verticale e vado a inclinarmi un pochino verso il lato opposto, per poi tornare lentamente alla posizione di partenza e sgranchisco. Abbiamo lavorato con un movimento ampio, soprattutto di mobilità quindi, ma che ha coinvolto la muscolatura durante tutto il movimento. Andiamo adesso a lavorare un pochino di più sulla parte alta delle spalle. Le braccia si muovono contemporaneamente, partono ai lati del corpo e lentamente salgono davanti a noi. Si portano all'altezza delle spalle, quindi in linea con le spalle, non serve portarle più su. Si fermano un secondo in questa posizione per poi aprirsi lateralmente e portarsi di nuovo, sempre rimanendo all'altezza delle spalle, ai lati del nostro corpo. Proseguono nuovamente salendo e questa volta entrambe raggiungono la verticale sopra la testa. Scendono lentamente e contemporaneamente davanti a noi. Una discesa lenta e controllata aiuta a aumentare l'intensità dell'esercizio. Tornano quindi di fianco al corpo e possiamo adesso riprendere l'esercizio così come l'abbiamo fatto. Quindi salgo lentamente con le braccia davanti al corpo, raggiungo l'altezza delle spalle e mi fermo un secondo. Apro le mani lateralmente, sempre mantenendole all'altezza delle spalle, e mi fermo di nuovo un secondo per poi salire e portare entrambe le mani sopra la testa. Come prima mi fermo un secondo e inizio una lenta discesa con le mani davanti al corpo. Sostenere il peso delle braccia è la parte, e quindi controllare la discesa è la parte che ci interessa di più di questo esercizio, che è anche quella che aumenta un po' l'impegno muscolare. Sgranchisco un attimo e ripeto. Salgo con le braccia davanti al corpo, raggiungo l'altezza delle spalle, mi vado a fermare per un attimo, proseguo allargando le braccia lateralmente,
mi fermo di nuovo un secondo e vado su con entrambe le mani sopra la testa. Raggiungo il punto più alto che riesco, mi fermo un secondo per poi iniziare a scendere lentamente con le mani davanti al corpo. Fino ad arrivare giù alla posizione di partenza. Sgranchisco un po' e lo andiamo a ripetere l'ultima volta. Visto che è l'ultima ripetizione, proviamo a farla molto molto lenta. Salgo lento, come prima, devo arrivare all'altezza delle spalle senza superarle. Poi mi fermo un attimo, tempo di fare un bel respiro profondo e inizio ad allargare lateralmente. Sempre lentamente. Arrivo con le mani all'altezza delle spalle, aperte di lato, e mi fermo, faccio un'altra respirazione profonda e risalgo su il più lentamente possibile. Arrivo con le mani sopra la testa, provo a spingere un pochino verso l'alto, una bella respirazione profonda e poi scendo. È l'ultima discesa, la facciamo lentissima. Dovremo sentire una sensazione di calore qui sulla parte alta delle spalle. È l'ultimo esercizio, quindi se riusciamo proviamo a concluderlo al meglio, quindi con un movimento molto lento. E una volta arrivati giù possiamo finalmente rilassare, sgranchire un po' le spalle e fare subito un esercizio di allungamento, per allungare. Iniziamo un braccio alla volta, lo portiamo disteso davanti al corpo, incrociamo come se stessimo accompagnando una porta e con la mano opposta sosteniamo il gomito e lo andiamo a avvicinare un pochino alla spalla opposta. Allunghiamo così i muscoli della spalla e lo facciamo mantenendo la posizione, respirando come al solito. Una bella respirazione profonda ci aiuta a rilassare, ne facciamo 3 e poi lentamente accompagniamo giù il braccio, sgranchiamo un po' e ripetiamo con l'altro. Salgo con il braccio davanti al corpo, vado a incrociare e con la mano opposta sostengo e spingo il gomito verso la spalla. Di nuovo mantengo la posizione di allungamento per 3 respirazioni complete. E accompagno giù il braccio. Andiamo a sgranchire un po' le spalle. Proseguiamo con l'allungamento. Le spalle entrambe sono rilassate, vanno giù verso il basso. Per allungare i muscoli del collo questa volta muovo la testa e quindi inclino il capo lateralmente. Scendo con la testa da un lato, le spalle sono entrambe di nuovo rilassate. Sento che si allungano i muscoli del collo dal lato opposto. Quando raggiungo l'allungamento mantengo la posizione. Di nuovo cerco di fare delle respirazioni profonde, 3 respirazioni, e rilasso e allungo la muscolatura del collo. Per risalire, un movimento lento. Se c'è bisogno mi posso aiutare con una mano nella prima fase del movimento. Sgranchisco un po' le spalle e ripeto dall'altro lato, per cui spalle rilassate, inclino la testa lateralmente, vado giù da un lato, porto in allungamento i muscoli del collo e anche in parte quelli della spalla e sto 3 respirazioni complete in cui mi concentro sul respiro e mi ricordo di inspirare bene, riempire i polmoni e poi espirare buttando fuori l'aria.
Come prima, per risalire mi posso aiutare con una mano e lentamente riporto la testa verticale. Di nuovo sgranchisco un po' e completo l'allungamento dei muscoli del collo, questa volta inclinando la testa in avanti, sempre con la schiena dritta, sempre con le spalle rilassate. Scendo col capo giù verso il basso, in avanti, con lo sguardo vado a guardare tra i piedi, vado a guardare la seduta della sedia e lentamente, un po' alla volta, provo anche a avvicinare il mento al petto, così come se stessi chiudendo in avanti. Quando sento che i muscoli del collo posteriormente si stanno allungando, mantengo la posizione e anche se è un po' scomoda, sono un po' compresso sul petto, cerco di fare 3 respiri profondi. Posso, come prima, risalire con il capo lentamente, aiutandomi con una mano, magari spingendo su il mento, e torno verticale. Sgranchisco un po' i muscoli delle spalle. L'ultimo esercizio che vediamo sempre di allungamento è per gli arti inferiori. Prima abbiamo lavorato sulle cosce, abbiamo lavorato con questi muscoli qua in alto. Concludiamo andandoli ad allungare. Ci portiamo col sedere a lato della sedia, così da avere più spazio su una gamba. La gamba centrale ci dà sostegno davanti a noi, la gamba laterale invece pian pianino, con piccoli passi, si porta dietro e fianco alla sedia il piede, mentre il ginocchio quindi scende e va giù a puntare verso il pavimento. In questo modo si allungherà tutta la fascia muscolare della coscia anteriormente. Manteniamo la posizione, continuiamo a respirare anche se non ci sentiamo coinvolti come prima nella respirazione, perché l'esercizio coinvolge appunto una muscolatura lontana dal petto. Ricordiamoci di eseguire dei respiri profondi e poi, per tornare alla posizione di partenza, possiamo aiutarci con una mano per non andare a sforzare la muscolatura che abbiamo appena allungato. Torniamo seduti, cambiamo leggermente il lato, quindi di nuovo la gamba centrale ci dà sostegno, quella che si trova lateralmente con il piede lo facciamo fare dei piccoli passi, lo portiamo a fianco e dietro la sedia. Questa volta è l'altro ginocchio che scende giù verso il pavimento e andiamo a allungare la coscia dell'altro lato. Come prima, respiriamo profondamente e manteniamo la posizione per 3 respirazioni. Ogni volta che butto fuori l'aria cerco di rilassare un pochino, sento che la muscolatura si allunga, diminuisce la tensione e quando ho concluso mi posso anche aiutare con una mano, riporto il piede lentamente frontale. Questo era l'ultimo esercizio della lezione di oggi. Io vi ringrazio come sempre, ringrazio chi ha partecipato qui dal vivo e vi do appuntamento a una prossima settimana. Arrivederci.